Presidente, è un momento storico, dopo decenni di attesa partiranno i lavori per la messa in sicurezza del basso corso del fiume Tagliamento. Lei ha parlato di un momento storico, un lavoro dell'amministrazione soprattutto in termini relazionali con le autorità e le istituzioni. Eravamo finiti sulla stampa nazionale come pubblica amministrazione che non era riuscita a spendere appunto per decenni i soldi che aveva in cassa. Era un fatto inaccettabile, quindi lo abbiamo affrontato davvero con grande determinazione. Devo ringraziare l'assessore all'ambiente Sara Vito, tutti i suoi uffici, il Ministero dell'Ambiente, l'unità di missione, l'autorità di bacino e l'Agenzia della Coesione. Ve li ho elencati tutti per farvi comprendere anche quanto era complesso modificare un accordo di programma che prevedeva un intervento che l'autorità di bacino ci ha detto oggi non essere quello prioritario. Quindi oggi iniziamo con le attività prioritarie, gli interventi nel basso corso del fiume Tagliamento, in particolare in comune di Latisana, per mettere in sicurezza alcune frazioni, Gorgo in particolare, ma insomma diaframmatura, rialzo e soprattutto rialzo del ponte Anas sul fiume appunto in corrispondenza di Latisana. È un momento importante perché riusciamo a sbloccare le risorse, ma soprattutto a fare quei lavori che sono una necessità per le nostre comunità, tanto più in ore come quelle che stiamo affrontando proprio ora di alluvione. Quanti sono questi fondi che avete sbloccato e che tempi ci saranno per i lavori? 38 milioni, poco più di 38 milioni che vengono spesi soltanto in Friuli Venezia Giulia, nella zona appunto del comune di Latisana, e 14 milioni che verranno spesi invece dalla Regione Veneto nel comune di San Michele al Tagliamento. Attività che dovranno essere svolte contestualmente, inizieranno a breve i progetti, tutto affidato al commissario per il dissesto idrogeologico, cioè al Presidente della Regione. Perché quello che abbiamo capito è, dopo aver preso ovviamente conoscenza di tutte le attività che erano state svolte, in particolare dal laboratorio Tagliamento, abbiamo affidato questi studi all'autorità di bacino ed è stata la stessa autorità di bacino che ci ha detto che gli interventi prioritari erano in questo momento quelli del basso corso. Una volta fatti questi lavori e quindi studiato di nuovo l'impatto che avranno questi lavori sul tagliamento, saremo in grado, credo con maggiore serenità e anche forse con maggiore puntualità e quindi con maggiori informazioni, potremo decidere da farsi anche per quanto riguarda il medio corso. Interventi prioritari che si vuole realizzare per la messa in sicurezza del fiume Tagliamento sono in particolare l'innalzamento del ponte stradale Anas, perché dalle risultanze, dalle evidenze scientifiche dei lavori fatti dimostrava in maniera chiara di avere un potenziale effetto diga, quindi è assolutamente prioritario intervenire per migliorare, questa struttura e quindi per rimuovere una cosa che potrebbe essere un serio pericolo per la comunità di Latisana, ma allo stesso tempo ci saranno degli interventi di diaframmatura degli argini, cioè sostanzialmente un consolidamento delle strutture esistenti con delle anime di cemento, dei blocchi di cemento interni che verranno posti proprio per garantire la solidità anche nei casi di piene importanti, e infine oltre Latisana verso Lignano anche un intervento non solo di diaframmatura degli argini ma anche di innalzamento, proprio per garantire quello che viene definito franco idraulico, cioè il garantire appunto la sicurezza della tenuta degli argini nonostante ci sia appunto un evento di piena molto importante.